A quasi 6 mesi dall'approvazione della legge regionale sulla difesa del pane artigianale e il forno di qualità, la Confartigianato Provinciale di Padova ha organizzato un incontro con i panificatori locali e alla presenza dell'assessore marcato delle attività produttive per coinvolgere il più possibile i produttori nella operazione forno di qualità, cioè nel iscriversi all'albo delle imprese che fanno pane in maniera artigianale e quindi potersi fregiare del logo che ha depositato la Regione Veneto e che distribuirà gratuitamente alle imprese che rispondono ai requisiti del disciplinare inserito in legge. Ovviamente questo è un passaggio essenziale per poter dare ai consumatori la percezione di qual è il pane prodotto localmente, giornalmente dai forni e quello invece surgelato o che arriva dall'est o prodotto con farine di dubbia provenienza. Questa è una legge importante perché il mondo sta andando verso la qualità. Allora, a replicare e basta, non serve nessuno, il cliente ti chiede qualità. Noi abbiamo qui in Veneto oltre 1600 aziende che fanno pane, quindi è una realtà importantissima e abbiamo visto dei dati, i paesi dell'est esportano qui il pane. Allora come si combatte questo? Si combatte con la certificazione di qualità, con la qualità, con un prodotto che abbia nei suoi ingredienti una matrice di genuinità certificata. Questa è la via, altrimenti se pensiamo di replicare quello che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni e che questo sia sufficiente per controbattere all'invasione dei paesi dell'est o di altri paesi, non abbiamo capito nulla. Questa legge va proprio in questo senso. Forse ci sarà anche una legge nazionale, quindi abbiamo fatto scuola ed è importante, ma ci sono anche tanti altri mestieri. È possibile secondo lei che la Regione Veneto ipotizzi leggi di questo tipo per altri prodotti? Ma guardi, io sto incontrando le sezioni di categoria attraverso i loro rappresentanti, ho fatto questo negli ultimi, da quando mi sono insediato, perché voglio capire in maniera netta e chiara quali siano le esigenze. E se da questi incontri emergerà, ma credo che sia una risposta scontata, questa esigenza, noi siamo prontissimi a fare tutto ciò che serve per rimettere in moto, no, perché in realtà l'economia veneta ha già un suo percorso positivo, però a dare quello slancio che serve per affrontare sfide future importanti. Cosa deve fare un panificatore artigiano per entrare nel gruppo dei panificatori artigiani? Innanzitutto è già dentro comunque il gruppo dei panificatori artigiani. La legge è stata fatta per tutelare quello che è il prodotto artigiano veneto. Dentro la legge è stato creato il marchio del forno di qualità e qui è un po' il punto cruciale. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo marchio ha un disciplinare, è rigido e per poter avere la possibilità di usufruire del marchio forno di qualità bisogna rientrare nelle caratteristiche del disciplinare. Per cui questa sera presenteremo questo marchio, il forno di qualità, e spiegheremo un attimino quelle che sono le caratteristiche per poter entrare e avere il marchio. Quindi un'impresa che ha già le caratteristiche si iscrive e può usufruire del marchio che ha registrato la Regione. Se invece non ha le caratteristiche? Ma deve solo, se ha l'interesse di far parte e di avere il marchio forno qualità, deve solo seguire quello che è il disciplinare, semplicemente, che è molto semplice, basta che non ci sia l'utilizzo di additivi, di coadiuvanti e ci sia una certa tecnica di lavorazione del pane e dopo il marchio forno di qualità lo può avere quando vuole. E la soddisfazione del fatto di avere tra le prime regioni in Italia avere una legge che differenzia il pane artigianale da quello industriale o surgelato o fatto con farine che non si conoscono. E adesso sembra che questa legge diventi anche nazionale. Sì, infatti i parlamentari del gruppo del PD hanno fatto una proposta di legge che sostanzialmente è analoga, vorrei dire è stata ricopiata da quella che è la nostra, per cui è la soddisfazione di essere arrivati primi e soprattutto di aver acceso il motore per far partire tutta questa situazione che potrebbe risolvere in parte quelli che potrebbero essere i nostri problemi oggi come panificatori e come aziende.
Si parla che la crisi anche interna dei consumi sta leggermente migliorando. Voi che siete un po' l'antenna principale, perché il pane, insomma, in fin dei conti si compra tutti i giorni, avete qualche segnale positivo? Beh, io parlo personalmente, sicuramente sì, nelle nostre zone, qui nella provincia di Padova comincia ad esserci un movimento. Sai cosa? C'è un rifiuto nell'andare verso la grande distribuzione, i centri commerciali, tutte queste cose. C'è un ritorno e c'è una richiesta di un prodotto sano. Chiedono, guardano i cartellini, leggono gli ingredienti e questo è un sinonimo di ricerca della qualità, per cui il forno di qualità farà solo la sua parte.